Da un punto di vista psicologico, perché c'è quell'aspetto per uno che ha avuto un trauma così forte, no? Lei come l'ha visto, come l'ha valutato, se in questi giorni l'ha visto migliorato anche da quell'aspetto lì? Il problema è che ci sta che deformi i palloni con quella maschera lì, perché ha dato 2 o 3 capate che l'ha ributtata, oltre la porta. No, ci sono quelli che lasciano intravedere subito che forza che hanno e che coraggio hanno. Osimhen è uno che solo a vederlo quando va ad attaccare gli avversari, quando va a pressare e fa 3-4 battute sulla linea difensiva più il portiere, fa capire subito che a lui il contatto con l'avversario non gli crea nessun tipo di fastidio. Ecco, figuriamoci se gli crea difficoltà il contatto con il pallone.